prova, amici Bellini. E ovviamente se siamo con questo e col telefonino è perché devo andare a faticare e non c'è tempo. Ho aspettato fino all'ultimo secondo per qualche notiziola, ma sappiamo delle cose che sono più che altro degli spunti, dei suggerimenti su cui possiamo discutere. Metto in copertina Højlund perché si parla, dice, l'ha impressionato molto, adesso ne parliamo. Metto in copertina Neres perché questo è importante, ce l'ha detto il nostro medico che ha recuperato, che insomma non l'hanno voluto rischiare perché queste 2 settimane potevano essere utili. Benvenuti i nuovi iscritti, grazie sempre per i vostri like, potete lasciarli senza problemi, sono gratis, pure l'hype è gratis e non c'è problema. Allora io sono molto concentrato sulla Fiorentina perché è una partita, al di là dell'avversario, partita interessante perché è la prima pre-Champions con Conte, con la nuova squadra, e con qualche dubbio che possiamo avere tra i ritorni. Ci sono tantissimi, vedete, si ritorna dalle nazionali, alcuni sono acciaccati, altri devono ancora entrare nelle gerarchie, quindi secondo me questa formazione sarà molto difficile da indovinare. Vi potete sbizzarrire nei commenti e vi potete divertire a fare le vostre ipotesi. Io parto da una convinzione un pochino, come si dice, non ce l'ho il termine. Se stessi facendo l'editing metterei pausa, metterei là a pensare. Conservativa, nel senso che posso immaginare che di base, se Conte conferma il suo modo di fare e di pensare, di base si parte con quelli di cui lui si fida di più e poi a partita in corso diamo sfogo ai nuovi. E quindi, capisci, se ha recuperato Buongiorno, immagino Buongiorno dentro, se Beukema lo ha impressionato, allora si può parlare. Poi però c'è il discorso Højlund, perché ci fanno sapere, arrivano articoli, dice l'ha impressionato molto, si candida per un posto da titolare. Oggi è il compleanno di Lucca, è il compleanno anche di Enzo, il sereno della nostra community, sono altrettanto importanti per noi, insomma, sia Enzo che Lucca. E quindi che fai? Nel giorno del suo compleanno prendi a Lucca, se non servi, abbiamo preso Højlund. Resto dubbioso sotto questo punto di vista, e io penso che potrebbe anche aver senso dare una chance magari a Højlund anche da titolare. Se ti ha impressionato, dici guarda, hai lavorato bene, parti titolare contro il City, scaldati, se ci servi contro la Fiorentina ti mettiamo dentro, senza far entrare Ambrosino, che anche lui oggi, auguri anche ad Ambrosino, e quindi ci puoi ragionare, magari te lo conservi per il City, che lui potrebbe conosce l'ambiente City, conosce, perché avendo giocato in Inghilterra contro i rivali. Quindi abbiamo questo, abbiamo Neres in recupero, e lì bisognerà capire se Politano si è affaticato molto in nazionale, ma io credo che sotto quel punto di vista si parta sempre con Matteo titolare e poi vediamo. Questo sempre se il Napoli conferma il modulo che ha utilizzato finora. Chiamiamolo 4-1-4-1 per semplicità, per comodità. Però tu puoi sempre pensare di mettere il Neres a sinistra esterno, puoi sempre pensare, c'è anche Gutierrez che si sta scalpitando per trovare un posto da titolare, quindi oggi veramente è difficile immaginare la squadra del Napoli. Abbiamo dei punti fermi, ovviamente se stanno bene, non si tocca Lobotka, non si tocca Di Lorenzo, non si tocca Anghissà, Meret, Milinkovic-Savic che è rimasto a lavorare, prima o poi lo vedremo, magari lo scopriamo che si può giocare la Coppa Italia, si può giocare qualche altra partita. E questi sono i primi dubbi. La sostituzione di Rachmani è sicuramente un altro dubbio. E naturalmente tu dici Beukema. Il video di ieri, io ho dimenticato di dirlo a voce, ma l'ho scritto nel primo commento. Voi lo sapete che Beukema, parliamoci, lo sapete che Beukema a impatto del bilancio ti è costato più di De Bruyne quest'anno? Se Calcio e Finanza ha ragione, tra l'acquisto, il primo ammortamento e lo stipendio lordo rispetto a De Bruyne ti è costato più Beukema, l'impatto a bilancio quest'anno. E quindi deve giocare, mi immagino che debba giocare, quindi facciamo conto che ha recuperato Buongiorno, Beukema Buongiorno,
e poi sono due nuovi, tra virgolette, rispetto alle altre due partite, metti un altro nuovo, metti pure Højlund subito. Il fatto che non abbiano potuto lavorare con Conte, Højlund che è stato anche lui in nazionale, mi fa propendere a un'idea con Lucca titolare, che già ha lavorato tutta l'estate, e bene o male nei cambi 1, nei cambi 2, ma già si conoscono le caratteristiche e i compagni dovrebbero sapere come servirlo o come girargli intorno. Con Højlund secondo me serve un lavoro ulteriore perché ha caratteristiche ulteriormente diverse, più sulla profondità. Magari non gli dai la palla addosso, non gli dai una palla alta, una pallata alta addosso. Quindi tendo a essere conservativo sulla formazione senza stravolgimenti iniziali. E poi gli altri due argomenti che leggevo, De Laurentiis ha smentito perché si stava leggendo, ma si candida con il centrodestra, lo smentisce proprio di suo pugno, dico leggo che sarei interessato a una candidatura per la regione Campania, smentisco nel modo più assoluto. Ho incontrato a Palazzo Chigi Giorgia Meloni per parlare delle due C che hanno sempre interessato la mia vita professionale e imprenditoriale, cinema e calcio, quindi non la politica. E permettetemi, secondo me meglio così, meglio così sotto tutti i punti di vista, perché poi si va in altri argomenti che dividono ancora di più. Noi dobbiamo stare il più possibile uniti, quindi aggiungere un altro argomento divisivo quale quello della politica forse non era ideale. Il ricalcare le orme, insomma i passi di Berlusconi, secondo me De Laurentiis l'avrebbe questo sfizio per alcune cose che lui ha sempre fatto, per come le ha dette. Mi ha sempre dato l'impressione che lui volesse essere il nuovo Berlusconi, che quando poi è entrato nel calcio molte cose le ha cambiate, e molte cose pure De Laurentiis le ha cambiate o le vuole ancora cambiare. Quindi mi dava questa impressione qua, ma non voglio anzi spero che non voglia ricalcare anche quelle altre orme là, che non mi sembra il caso. Ma questa è ovviamente un'opinione mia personale. Molti possono pure dire meglio, lui è bravo e quindi può risolvere anche i problemi sociali e politici. Io direi lasciamolo concentrare sul Napoli e su quello che poi, anche perché poi ad un certo punto dovrà passare la torcia, non so se al figlio o se alla figlia, e quindi lavoriamo ancora sul Napoli, che ci sono delle cose da fare a livello di strutture, la prima pietra, le cose, si parla ancora dello stadio, che è un argomento sempre caldo, quindi ci sono cose da fare e non si può dividere in un altro impegno molto gravoso come quello di essere in politica. Quindi bene così. E poi c'era un altro argomento che adesso non ricordo, Colisaco è andato, l'argomento che purtroppo io riesco a parlarne male, perché non essendo in Italia, non potendo andare allo stadio, non è un argomento mio, ma abbiamo letto che in extremis hanno aperto la possibilità ai residenti in Campania, ma dando solamente 380 posti per la trasferta di Firenze, il che sembra una presa in giro, onestamente. Sempre più tardi aprono le porte, mantengono il riservo e poi ma 380 a chi li dai per una tifoseria come quella del Napoli? Quindi ho letto anche un comunicato della Curva che dice tenite a Vil e non la dignità, e quindi non partono proprio. Firenze è sempre stato un campo difficile, a livello proprio ambientale. Ricordiamo le parole anche di Spalletti all'epoca, che veniva attaccato dalle tribunette così. Quindi partita secondo me delicata, importantissima per andare anche verso la Champions con convinzione, con morale alto. E la prima partita con una squadra importante, non dico una delle sorelle, ma sono tutte cugine, quelle là che stanno dall'altra parte, cioè il lato sinistro della classifica. Quindi sarà interessante vedere la Fiorentina, che ha fatto un mercato importante, ha preso un allenatore importante e ha delle veleità in questo campionato. Ken sta come un pazzo, ho visto anche che ha postato una foto della pizza, evidentemente sta a Napoli. Lo sa Ken che si gioca a Firenze, non è che si è anticipato e è venuto a Napoli, ma come al solito quando si ha un giorno libero fa piacere probabilmente farsi un giro con quella veduta, mangiar bene e poi rientrare, perché ti rilassi ed è un bel vedere. E molti stanno pensando ma perché non abbiamo preso Ken?
ed è un discorso che possiamo rimandare addirittura a giugno, a maggio dell'anno scorso, dove avevamo individuato, a me piaceva tantissimo, Ken come vice Lukaku, che poi poteva essere anche un presente Lukaku, nel senso si dividevano i minuti rispetto a un Luka che invece parte dietro rispetto a Lukaku. Però con Keane avresti poi preso Højlund, oppure lasci direttamente Keane prendere il posto dell'infortunato Lukaku e poi ti conservi un Ambrosino come così. Ad oggi chi preferite? Luka Højlund come coppia o il solo Keane? È una domanda legittima. Luke, però, quando parlate dei prezzi di Luke, non dite Luke 40 milioni, Keane 50. Già ci sono 10 milioni di differenza, che non sono pochi. Poi Luke 35, non 40. Ken, la clausola era 52, 53, non 50. Quindi vedete che la forbice poi si alza, si apre, si allarga quando volete fare le frasi sensazionalistiche sui social per avere ragione per forza. A me che sarebbe piaciuto moltissimo, però vediamo come vanno, cioè abbiamo appena cominciato, vediamo come vanno gli altri, diamogli un po' di tempo. Da New York devo scappare. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Fatemi sapere tutto, tutte le cose.